La morte di Alex Marangon, parla l'organizzatore dell'evento all'abbazia di Vidori, il trevigiano Andrea Zuin, definito il guru, nessun assassino, dice, tra di noi. Il curandero colombiano Johnny Benavides in un video su YouTube parla dell'ayahuasca come una pianta madre capace di offrire consapevolezza ma anche portare a visioni forti. La famiglia Marangon parla attraverso i propri legali, ora per noi è il momento del dolore, fiducia nella giustizia, confidiamo che al più presto emerga la verità. A San Zenone degli Ezzelini c'è un'emergenza in corso, un ragazzo si barica in casa, sul posto i carabinieri e il sindaco nel tentativo di dissuaderlo, tutti gli aggiornamenti. Omicidio di Margherita Ceschina, è stata arrestata la 23enne dominicana fidanzata di Joel Lorenzo, il palo della banda, sarebbe lei l'intermediaria del comando. Oggi in carcere a Trento l'interrogatorio di garanzia del 33enne albanese che venerdì a Borgorico ha sequestrato una connazionale, il figlioletto di 5 anni, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Atti di vandalismo a Fanzolo di Vedelago, una scuola è stata imbrattata con schizzi di vernice rossa, il sindaco invita gli autori a scusarsi pubblicamente. Welcome Blue, il progetto del comune di Treviso e dell'ULSS 2 per rendere la città più inclusiva e sicura per le persone con disabilità e disturbi dello spettro autistico. Buonasera, ben ritrovati, eccoci in diretta, tanti temi lo avete sentito di questa edizione. Adesso andiamo alla morte di Alex Marangon a parlare oggi ai microfoni nostri e delle emittenti televisive l'organizzatore dell'evento all'abbazia di Vidor, definito il guru Andrea Zuin, nessun assassino, dice convinto, tra di noi. Alle 3 del mattino Alex si è allontanato dal gruppo, assistito da altre 2 persone. A quel punto io stavo suonando, per cui posso dirti esattamente com'è andata. E a un certo punto uno dei ragazzi è venuto dentro dicendo: guarda che Alex è scomparso. I 2 che hanno inseguito Alex fuori dall'abbazia sono i curanderi, i curatori sciamanici. Si tratta di cittadini sudamericani, Johnny Benavides e un altro di cui non è stato reso noto il nome ma che lo segue sempre durante questi riti. Dopo la tragedia si sono allontanati, forse sono fuori dall'Italia. La pressione emotiva, ci dice Zuin, è altissima. Quindi non sto dicendo che è giusto, ma sto dicendo che è umano. Abbiamo a che fare con esseri umani. Non abbiamo a che fare con assassini, non abbiamo a che fare con criminali. Il mistero si racchiude in 3 ore. Che cos'è accaduto ad Alex? Domanda senza risposta, ma l'autopsia ha già chiarito che il 25enne, quando è entrato in acqua, era ormai in fin di vita. Emorragie imponenti, sfondamento parziale della nuca, costole rotte. Qualcuno lo ha picchiato tanto forte da ucciderlo? E se così fosse, perché? Durante la cerimonia, definita dallo stesso guru Zuin il cerchio, hanno bevuto delle tisane a base di erbe. I curandero hanno delle medicine che si chiamano purghe e servono proprio per pulirti fisicamente. Ovviamente quando ti pulisci fisicamente c'è una reazione anche emotiva. Sono purghe che non hanno effetti degli iroidi o psichedelici. Sono purghe che, come ti ho detto, hanno degli effetti fisici molto di rilascio. Sostanze che qualche effetto evidentemente lo hanno rilasciato, vista l'uscita di Alex che ha gridato qualcosa e poi è scomparso. Alex era un mio amico, ha ribadito il guru, questo non era il primo rito a cui partecipava il 25enne. Alex so che mi voleva molto bene e che aveva molta fiducia su di me. Per questo a me dispiace molto quello che è successo, puoi immaginare quanto. Ci siamo conosciuti, non ci conosciamo da tanto, lui era un ragazzo molto introverso, ma che io lo chiamavo, gli dicevo sempre: Alex, sei veramente un figo. Mercoledì ci sarà un ulteriore sopralluogo all'abbazia con investigatori e procura. Andrea Zuin ha poi voluto sottolineare: io non scappo. Mi stanno descrivendo come uno pazzo squinternato che scappa. Io sono qui da 3 giorni col mio camper, che non vivo in camper, attenzione, noi il camper lo utilizziamo per andare a fare i concerti in giro. Siamo qui però a disposizione per questa ragione.
Così dunque Zuin, invece il curandero colombiano Johnny Benavides in un video su YouTube ha parlato di questa pianta, l'ayahuasca, di cui stiamo continuando a parlare in questi giorni, come una pianta madre capace di offrire consapevolezza ma anche portare a visioni forti. Una pianta maestra, una madre che apre la via della conoscenza e della consapevolezza. Così Johnny Benavides, il curandero colombiano che era presente quella sera a Vidor, nell'abbazia dove poi ha perso la vita Alex Marangon, definisce l'ayahuasca una delle tante piante di potere che si usano nei riti di musica medicina, specialmente nei paesi latinoamericani. Pianta che potrebbe essere stata usata durante le 3 serate del Sol de Putumayo, celebrate a Vidor. Ecco Benavides in uno dei suoi video, approvato anche dalla Zoo Music di Andrea Zuin, il musicista e organizzatore di Vidor. Para mí la ayahuasca es una planta maestra que nos brinda esa oportunidad de entrar a campos de información para nuestro crecimiento personal. También en mi forma de sentir a esta medicina es que ella tiene la capacidad de dominar todos los artes de la vida y nos enseña del arte del buen vivir. Para mí la ayahuasca tiene unos niveles de intensidad también. Esta medicina puede llegar a ser muy sublime mediante una reacción muy suave y enseñarnos muchas cosas, pero también en momentos puede llegar a ser muy fuerte, en donde nos lleva así en un viaje de colores, de visiones. E poi c'è la famiglia che da Marcon dice attraverso i suoi legali ora è il momento del dolore. Sentiamo. Il nulla osta della procura e poi la famiglia Marangon potrà salutare per l'ultima volta Alex. Ora i genitori e la sorella si sono stretti in un silenzio pieno di dolore. Nessuna parola potrà colmare quel vuoto che il giovane ha lasciato. Tante le domande alle quali la famiglia pretende di avere presto delle risposte e saranno gli accertamenti e le indagini dei carabinieri a dare una spiegazione per ciò che è accaduto all'abbazia di Vidor. A parlare sono i legali, gli avvocati Nicodemo Gentile, Piero Coluccio e Stefano Tigani. La famiglia Marangon, nostro tramite, chiede un momento di rispetto e comprensione sia per la difficoltà emotiva che caratterizza questo doloroso momento che per rispetto del segreto istruttorio che caratterizza questa delicatissima fase di indagine. Questo, aggiungono, è per mamma Sabrina, il papà Luca e la sorella Giada il momento di concentrarsi sui preparativi per l'ultimo saluto da dare ad Alex e se e quando ci sarà necessità di parlare con i media saranno loro a farsi avanti. I signori Marangon ripongono nella procura tutta la fiducia dei cittadini e confidano nel fatto che la verità sulla morte del loro congiunto sia garantita quanto prima. Più volte i genitori avevano lanciato l'appello: chiunque abbia visto cosa è accaduto ad Alex si faccia avanti. Un messaggio che si spera venga raccolto da chi potrebbe aver visto, da chi potrebbe dare delle risposte e forse un po' di pace alla famiglia. Di Alex rimane quel sorriso pulito e quella gioia dei suoi 25 anni. Ora veniamo al delitto di Margherita Ceschin. È stata arrestata Candy Maria Rodriguez, 23enne della Repubblica Dominicana, fidanzata di quello che viene considerato il palo della banda. Sarebbe lei l'intermediaria del comando che ha agito per uccidere l'anziana di Conegliano. Era già indagata e sarebbe l'intermediaria della banda accusata di aver ucciso Margherita Ceschin, la 72enne trovata nella sua abitazione priva di vita. Candy Maria Rodriguez, 23 anni della Repubblica Dominicana, è stata arrestata a Pavia e raggiunta dal provvedimento degli arresti domiciliari con l'adozione obbligatoria del braccialetto elettronico. La giovane, con tutta probabilità, stava cercando di tornare nel suo paese, tanto che negli ultimi tempi aveva provato in tutti i modi ad ottenere un duplicato del proprio passaporto. La donna è gravemente indiziata ad aver rivestito il ruolo di intermediaria nell'organizzazione del delitto dell'anziana. Secondo quanto accertato dai militari dell'Arma, avrebbe effettuato versamenti di denaro in 2 distinte occasioni per circa 1.000 euro in favore di uno degli esecutori materiali del delitto, suo connazionale. Non solo, ma sarebbe stata lei, nei giorni immediatamente precedenti l'efferato omicidio, a recarsi alla stazione di Venezia Mestre proprio per prelevare il killer. Il provvedimento nei confronti della 23enne
23enne recepisce integralmente le risultanze e i riscontri raccolti nel corso dell'articolata attività investigativa svolta dai Carabinieri sotto la direzione della Procura della Repubblica di Treviso. Il sequestro e la successiva analisi dei telefonini in uso a tutti gli indagati hanno infatti permesso la ricostruzione del ruolo della Rodriguez nel quadro del sodalizio criminale. Dalle numerose intercettazioni sarebbe infatti emerso che la 23enne non solo sarebbe stata a conoscenza della vicenda e dei ruoli dei vari protagonisti, ma avrebbe giocato il ruolo di mediatrice nei confronti dei vari soggetti, alcuni dei quali all'estero. Ora manca l'appello proprio il fidanzato della 23enne, il palo della banda. L'uomo sarebbe già stato individuato e la sua cattura potrebbe essere una questione di ore. Altro femminicidio ancora da risolvere, quello di Vincenza Saracino, la cinquantenne trovata massacrata con 5 coltellate martedì scorso in via Maleviste a Canizzano di Treviso. Le indagini in questo caso sarebbero davvero alla stretta finale. Sappiamo che le indagini stanno procedendo e quindi ci auguriamo davvero che possano arrivare in tempi brevi ad un risultato, cioè quello dell'individuazione del responsabile o dei responsabili di questo efferato delitto. Proseguono senza sosta le indagini per la morte di Vincenza Saracino, la titolare insieme al marito Fabio Stefanato del sexy shop di via Gagliazzo, trovata cadavere in un casolare abbandonato di via Maleviste. Chi le ha dato appuntamento in quel luogo? Per quale ragione? Come mai non aveva avvisato nessuno nella sua cerchia di amici come era solita fare? Sono tutte domande alle quali si sta cercando di trovare una risposta. Di certo è che gli inquirenti hanno escluso che il delitto della cinquantenne sia stato commesso in ambito familiare, facendo definitivamente uscire il marito tra i sospettati, o che si sia trattata di un'aggressione casuale. Un'altra certezza è che il piccolo comune di Preganziol sia fortemente scosso per l'intera vicenda. Ovviamente il fatto che la vittima di questa efferata aggressione sia una donna chiaramente ha suscitato e desta un sentimento di ovvia paura e di vicinanza rispetto al tema e alla famiglia, al vissuto dei familiari. E ci auguriamo davvero che venga fatta presto luce e presto chiarezza e che sia assicurato alla giustizia anche responsabile di questo fatto. È stato uno shock per la comunità, è logico, perché ha segnato in prevalenza le donne, è logico, però per tutti, per quello che è successo, una cosa molto grave, molto pesante. Personalmente non la conoscevo, l'unica cosa che posso dire è che mi dispiace moltissimo che esistano ancora situazioni di questo tipo e assistere a femminicidi che ormai stanno diventando una cosa infinita anche per motivi futili. In procura si sta lavorando alacremente sullo smartphone di Enza, come era soprannominata la donna, incredibilmente abbandonato dall'omicida che invece ha preso con sé l'arma del delitto. La pista passionale sembra a questo punto quella più probabile. Risposte si attendono anche dai filmati dalle videocamere di videosorveglianza, sia pubbliche che private, ma ad oggi c'è ancora un killer che gira in città. Sì, evidentemente questa cosa è pazzesca, davvero pazzesca. E oggi in carcere a Trento si è svolto invece l'interrogatorio di garanzia per il 33enne albanese di Silea che venerdì a Borgoricco ha sequestrato una connazionale di 26 anni e il bambino di lei. Sentiamo. Per seguire i movimenti della donna, che era diventata la sua ossessione del marito di lei, aveva installato dei GPS nelle loro auto. Da tempo Tari Ardair, 33enne, barbiere albanese di Silea, controllava la famiglia di connazionali che viveva a Borgoricco fino al sequestro della 26enne del suo bambino avvenuto il 5 luglio mentre la donna stava portando all'asilo il piccolo. L'uomo era uscito dal carcere lo scorso 1° maggio dopo aver scontato una condanna di 1 anno e 8 mesi proprio per atti persecutori e maltrattamenti nei confronti della vittima con cui in passato aveva avuto una relazione. Forse da quel giorno aveva iniziato a pianificare la sua vendetta, una vendetta che se non fosse stata per la prontezza del marito di chiamare i carabinieri e dell'appuntato che ha telefonato alla donna capendo l'emergenza avrebbe potuto avere un esito drammatico. Pronto, buongiorno. Sono andato via da casa perché mi ha chiamato in diretta, mia moglie ha un coltello sulla gola, il bambino da dietro, mi ha detto di richiamare e di dirle che mi sono sbagliato, che va tutto bene, è vicino a casa in teoria, però vi sta controllando, se vede i carabinieri o qualcosa uccide mia moglie e il bambino. Ho capito, ascolti, ma dove si trova sua moglie adesso? Non ho la minima idea, in macchina con lui.
Durante il tragitto purtroppo abbiamo vissuto anche noi momenti molto drammatici, abbiamo temuto per la vita della signora, perché l'indagato continuava a dire che se avesse visto i carabinieri in uniforme avrebbe ammazzato la signora e le avrebbe fatto fare la stessa fine di Giulia Cecchettin. I carabinieri stanno indagando per capire come si sia comportato Ardair dopo l'uscita dal carcere, come avesse pianificato il sequestro di venerdì 5 luglio. Il 33enne venerdì mattina, nonostante avesse ancora un divieto di avvicinamento, era arrivato a Borgoricco con fascette di plastica per legare, piedi di porco, mazza da baseball e un coltello con il quale ha minacciato e sequestrato la 26enne e il figlio di 5 anni. L'intento dell'uomo forse era quello di commettere una strage e uccidere tutti. Ora Ardair è in carcere a Trento e in queste ore si dovrebbe svolgere l'interrogatorio di garanzia. E l'interrogatorio si è svolto, l'arresto è stato convalidato, la misura cautelare del carcere mantenuta, lui si è avvalso della facoltà di non rispondere, il giudice ha dichiarato l'incompetenza territoriale della Procura di Trento e chiesto il trasferimento degli atti alla Procura di Padova. Sventato. Avrebbero scavalcato nella notte la cancellata di entrata della Dalsilio termoidraulica e avrebbero cominciato a forzare gli ingressi per entrare nel magazzino, ma i vicini li hanno visti e hanno prontamente chiamato i carabinieri mettendoli in fuga. Sarebbero stati in 3 i responsabili del fatto criminoso avvenuto nella notte a Quinto di Treviso, in via San Cassiano. Per fortuna nessun danno è stato riportato alle strutture o alle attrezzature dell'impresa, il cui titolare, Giuliano, preferisce non mostrarsi alle telecamere. Racconta però che sono già diversi i casi e gli episodi che si sono verificati nella stessa via e in quella limitrofe. Sono almeno 3, se non di più, gli episodi che mi sono stati riferiti nella settimana scorsa. Evidentemente qualcuno ha deciso di prenderci di mira, ha detto Dalsilio. Le immagini delle telecamere di sorveglianza dell'azienda, racconta sempre il titolare, non sono in questo caso di grande aiuto, ma speriamo di risalire ai responsabili. Treviso, Mogliano Veneto, Casale sul Sile, Roncade, Castelfranco, una quarantina i carabinieri impiegati in questi giorni nel controllo di circa 180 veicoli con più di 200 soggetti identificati, una decina gli esercizi pubblici controllati ma senza situazioni di illegalità. Denunciati per guida sotto l'effetto dell'alcol un 39enne a Casale e sempre a Casale un 55enne, a Treviso un 40enne cingalese trovato addirittura con un tasso di 2,30 grammi litro, a Castelfranco pizzicato un 26enne alla guida dell'auto con appunto un tasso oltre lo 0,80, per tutti i trasgressori è scattato anche il ritiro della patente di guida. E ora andiamo alla vicenda dell'operaio di 48 anni di origini straniere che perse la vita in un cantiere edile a causa di un gravissimo trauma cranico dopo essere stato travolto da una lastra di metallo e aver sbattuto violentemente la testa contro un bidone. Il tragico infortunio avvenne nell'ottobre del 2021 a Caerano San Marco. I 2 titolari dell'azienda, Danilo Parisotto, il 62enne e il figlio 32enne, il 62enne Danilo e il figlio Michele, sono finiti a processo. Stamattina la prima udienza, l'accusa è quella di omicidio colposo e mancato rispetto delle norme di sicurezza. La prossima udienza è prevista per il febbraio del 2025. Adesso vediamo con la regia se è possibile collegarsi da San Zenone degli Ezzelini, non ancora evidentemente, andiamo avanti con la cronaca. No, ecco, vedo la nostra Vanessa Banzatto in diretta con Nicoletta Rizzetto e come ospite il sindaco Fabio Marin per tutti gli aggiornamenti su questa vicenda di cronaca. Cosa sta succedendo, Vanessa? A te, buonasera. Buonasera. In realtà noi ci troviamo in Via Verdi, a San Zenone degli Ezzelini. In realtà adesso possiamo dire che si è risolta una situazione che fino a pochi attimi fa davvero aveva scosso soprattutto l'opinione pubblica, e il sindaco era molto preoccupato. Infatti che qua come Fabio Marin ha detto abbiamo vissuto momenti di fortissima tensione. Vigili del fuoco, il SUEM, l'ambulanza del SUEM e ancora carabinieri, tanti
davvero intervenuti in maniera massiccia, perché c'è una persona che si era serragliata in casa, pare fosse anche armata di un grosso coltello e almeno da prime indiscrezioni pare che avesse minacciato l'intenzione di far esplodere l'appartamento dove si trovava. Momenti di fortissima tensione, si diceva il sindaco Marin è stato sul posto fin dall'inizio, è arrivato proprio subito per cercare di capire cosa stava succedendo, ed è stato grazie all'intervento dei carabinieri, giusto sindaco, che questa persona ha deciso di desistere da ogni intento tra i più terribili, tra i più macabri, e insomma è riuscito a uscire ed è stato portato adesso con l'ambulanza in ospedale. Ci può raccontare cosa può essere successo? Abbiamo vissuto sicuramente dei momenti di tensione in questo pomeriggio, fin dall'inizio, da quando appunto abbiamo sentito arrivare l'ambulanza con il SUEM, poi sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco. Fortunatamente insomma sono intervenuti prontamente, i carabinieri sono stati dentro tutto il tempo con lui a convincerlo a desistere, a mettersi diciamo un po' tranquillo. Ci sono riusciti davvero con il loro grande lavoro che hanno fatto a farlo salire volontariamente in ambulanza. Adesso appunto sono proseguiti per quello che sarà necessario fare. Certo. Ringrazio di cuore davvero i carabinieri specialmente e anche tutte le forze dell'ordine che sono intervenute, perché il loro apporto qui è stato fondamentale. Il servizio che danno alla cittadinanza qui si capisce veramente, si tocca proprio con mano, perché insomma eravamo lì, abbiamo visto come lavorano e dobbiamo davvero ringraziare le forze dell'ordine per quello che hanno fatto. Ci sono stati momenti particolari di tensione quando poi sono arrivati due mezzi anche con il reparto speciale dei carabinieri, quindi si è temuto davvero di dover entrare con forza anche nell'appartamento per evitare qualsiasi danno. Sì, fortunatamente non c'è stato bisogno e quindi insomma erano qui logicamente in modo precauzionale, perché non si sa cosa possa succedere in questi casi. Poi però insomma diciamo che è finita come doveva finire, non c'è stato bisogno di altro, è salito volontariamente e adesso speriamo si possa insomma fare tutto quello di cui ha bisogno questo ragazzo. Certo è che questi episodi creano parecchia tensione, parecchio scompiglio, parecchia apprensione anche da parte di chi amministra la città. Assolutamente sì, perché non sono diciamo episodi isolati, purtroppo molto spesso ci sono dei disagi che si soffermano specialmente nei nostri giovani e nelle famiglie, ed è qui che noi amministratori in qualche modo dobbiamo intervenire attraverso logicamente i mezzi che abbiamo disponibili, attraverso le collaborazioni specie con l'ULS che ci sono, però qui insomma riguardo a questa storia è un attimo tutto da capire e si vedrà nei prossimi giorni. Ecco, da San Zenone per il momento è tutto. Fortunatamente, ripeto, la situazione è rientrata, si è temuto il peggio, ci sono stati momenti, voglio ricordarlo, di apprensione, ma al momento tutto si è concluso per il meglio. Ti ricevo la linea. Grazie a Vanessa, grazie al sindaco Fabio Marin, grazie a Nicoletta Rizzetto, alle colleghe che si sono precipitate sul posto per darvi conto di questa nuova emergenza nel territorio. Davvero un luglio che non ci risparmia nulla. Noi andiamo adesso in pubblicità, torniamo tra poco. Ritorniamo in diretta da studio, andiamo a Treviso, parliamo del rapporto tra commercio e amministrazione comunale. Oggi c'era l'atteso incontro a Cassugana con le associazioni di categoria, sul tavolo diverse progettualità e anche un incontro mensile con i negozianti. Intanto a sorpresa arriva lo stop di MOM al servizio navetta verso l'outlet di Noventa di Piave. Direi che tutto è stato detto, tutto è stato fatto. C'è un grande lavoro che stiamo facendo insieme in serenità, poi quelle che possono essere, diciamo, le criticità, insieme sempre le risolviamo. Risponde così Rosanna Vettoretti, assessora alla città produttiva, alle polemiche mosse i giorni scorsi dalle associazioni dei commercianti Veneto Imprese Unite e Rivivere. L'accusa: muoversi troppo poco per spingere il commercio cittadino. Non ultimo il servizio di bus navetta verso l'outlet di Noventa, sentito dagli associati come un ulteriore affondo alle attività del centro. Nel pomeriggio l'incontro atteso con il sindaco Conte e i rappresentanti delle associazioni per mettere sul tavolo i nodi principali. Ogni incontro porta
un grande risultato, perché è un momento di confronto, ogni confronto è una crescita e un risultato sempre positivo. Nessuno scontro dunque, ma un'occasione per mettere sul tavolo progettualità, tra cui la possibilità di avviare una campagna di marketing per il commercio, creare più rete e promuovere eventi e cultura per portare più visite in città e incontri mensili tra amministrazione e commercianti per aumentarne la sinergia. Fiducia indiscussa all'assessora. Poltrone tutte al loro posto in giunta, dunque, nonostante la strigliata di sabato scorso, quando il primo cittadino aveva raccolto la sua squadra per ribadire la necessità di dare il massimo. Coincidenze o no, nel pomeriggio a ridosso della fine dell'incontro, la comunicazione del presidente Mom dello stop al servizio navetta che tanto ha fatto discutere. Va chiarito che se non l'avessimo realizzato noi, questo servizio l'avrebbe realizzato e forse lo realizzerà qualcun altro, ha detto. Siamo certi che sia un servizio utile, ma se qualcuno si sente danneggiato da questa iniziativa, Mom fa un passo indietro. E a proposito di danni, andiamo a Fanzolo di Vedelago, dove il sindaco ha denunciato l'imbrattamento con della vernice rossa della scuola primaria e ha invitato gli autori a scusarsi pubblicamente. Atto vandalico nel weekend che ha visto nel mirino la scuola primaria Andrea Palladio di Fanzolo di Vedelago. Dei soggetti ancora non identificati hanno imbrattato la facciata, l'ingresso e le porte dell'edificio con molteplici schizzi di vernice rossa. Il sindaco Giuseppe Romano sottolinea la gravità di una tale azione ai danni di un bene pubblico, ma vuole comunque dare una possibilità agli autori, con molta probabilità giovanissimi. Invitiamo i responsabili a presentarsi spontaneamente. Siamo disponibili al dialogo e certamente assieme una soluzione troviamo. Diversamente procederemo con le denunce. Pulire il danno causato e scusarsi pubblicamente con la comunità sono gli inviti del sindaco agli autori ignoti. In caso contrario, con le forze dell'ordine già all'opera, i giovani rischiano di andare incontro a conseguenze ben più pesanti. Nonostante questo non sia il primo caso di atto vandalico ai danni di beni pubblici o privati del territorio, la speranza è che si tratti di una semplice bravata di un gruppo di ragazzi. Sia il dialogo per individuare eventuali disagi giovanili, ma tolleranza zero per tutti gli atti vandalici a danno del patrimonio comunale come scuole, cimiteri, monumenti e così via. Di nuovo nel capoluogo per Welcome Blue, il progetto del comune dell'ULSS 2 per rendere la città più inclusiva e sicura per le persone con disabilità e con disturbi dello spettro autistico. Avere un commesso, un cameriere che sappia come approcciarsi alla persona, che semplicemente magari non sopporta il colore che ha di fronte, perché a volte sono anche piccole cose che danno questa situazione di disagio, può portare appunto quel giusto aggiustamento che permette poi alla persona di star bene. Si chiama Welcome Blue il percorso di sensibilizzazione che l'amministrazione di Treviso ha intrapreso per favorire le persone con disabilità nello sviluppo del loro progetto di vita in città. Abbiamo l'adesione delle associazioni produttive, delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato e quindi dove le persone vivono la loro quotidianità e delle associazioni che si occupano di disabilità, in modo particolare di autismo. Con loro abbiamo cominciato a pensare sotto la regia dell'azienda sanitaria, quindi con competenze specifiche, e da oggi cominceremo a lavorare, prima in una parte conoscitiva, informativa e poi cominceremo a mettere a terra. Ai negozianti che aderiranno al progetto di formazione verrà consegnato un bollino blu che certificherà il luogo come un posto sicuro per chi ha un disturbo dello spettro autistico, così che genitori ma anche giovani adulti potranno accedervi sentendosi sicuri. Negli ultimi 20 anni l'incidenza dell'autismo è aumentata molto, fanno sapere dall'azienda sanitaria, dati sicuramente dovuti a una maggiore capacità della medicina di riconoscere il disturbo, ma l'alta incidenza resta. Oggi attestata a un bambino su 77 nella fascia d'età 7-9 anni. Il perché è ancora oggetto di studio. La formazione sarà una formazione leggera che pensiamo di svolgere tra i mesi di settembre e ottobre, in modo poi da raccogliere i primi feedback e risultati. Con piccoli accorgimenti, una musica abbassata in un supermercato, la preparazione magari di un commesso potrebbe agevolare tantissimo la quotidianità di queste famiglie e di questi ragazzi. Ci aspettiamo veramente che ci sia come uno tsunami, che veramente le associazioni di categoria riescono a percepire, diciamo, la bontà del progetto e che si possa sviluppare a 360 gradi.
Ora il quartiere del Piave, perché la pioggia di sabato sera non ha fermato la notte bianca del gusto a Soligo. Oltre 2000 i partecipanti all'iniziativa enogastronomica. Quando ho iniziato 25 anni fa su questo territorio, quando la gente veniva in questo territorio a prendere le damigiane di vino, no? Bello, bellissimo, venivano dentro, gli facevano un sorriso, gli davano il formaggio, il salame o quant'altro, no? Ma poi prima andavano via, meglio era. Quanto è cambiata la mentalità sulle colline UNESCO? Ieri il turista era quasi un problema, oggi invece è e sarà sempre di più la soluzione per un futuro economicamente sostenibile per questi territori. E lo ha confermato anche la Notte Bianca del Gusto di sabato scorso all'interno della latteria di Soligo, con oltre 2000 partecipanti tra cittadini e turisti italiani dall'estero. Una manifestazione per esaltare le eccellenze enogastronomiche del territorio, ma anche confermare il grande valore del fenomeno Prosecco che qui ha avuto origine, con l'abbinamento alla 10ª edizione Primavera del Conegliano Valdobbiadene, che ha assegnato la fascetta d'oro alla cantina Tomasi di Corbanese. Un premio per sottolineare un impegno costante, il commento del neopresidente del consorzio DOCG, Franco Adami. La bottiglia alla fine premiata stasera ha dietro di sé un lavoro incredibile, a volte poco conosciuto, a volte poco valorizzato, a volte sul quale noi potremmo parlare molto di più. Diversi gli spazi dove i convenuti hanno potuto gustare le eccellenze del territorio, a partire dallo spiedo, da sempre legato alla vallata del Soligo e gli alpini. Qui la casatella, il prosecco, lo spiedo è di casa, diciamo. Prodotti che sono diventati ambasciatori e motori di economia per questi territori, innanzitutto grazie al volontariato. Che ha permesso il successo oggi di questi prodotti e quindi la salvaguardia anche del territorio. Ecco perché, secondo l'assessore regionale all'agricoltura e al turismo, queste manifestazioni territoriali si moltiplicheranno non solo sulle colline UNESCO, ma in tutto il Veneto. Perché dal territorio si fa il prodotto e si fa capire poi che quel prodotto particolare, specifico, nasce soltanto in quel preciso territorio. Altrimenti si rischia di fare un po' di confusione, come purtroppo è avvenuto. Penso per esempio a qualche turista americano che pensava che il Prosecco fosse prodotto in Toscana. E adesso andiamo alle notizie dal Bellunese. Andiamo a sentire come stanno andando i saldi a Belluno. C'è già un primo bilancio di questo fine settimana, di queste prime giornate, per il centro città totalmente chiuso al traffico e ai parcheggi dalle 2 del pomeriggio. Commercianti che sono stati colti di sorpresa da questa iniziativa e non le hanno mandate a dire. Una totale mancanza di considerazione e di pensiero rispetto alle realtà commerciali del centro storico, accusano. Il deserto dei Tartari di Buzzatiana memoria come metafora di una giornata da dimenticare per i commercianti del centro storico di Belluno. Piazza dei Martiri, sabato 6 luglio, primo giorno di saldi, ore 16:30, istantanea di un pomeriggio iniziato male e finito peggio. Alle 14 scatta il divieto di transito e di parcheggio. I negozianti si affacciano, osservano increduli il vuoto che non ha ragione d'essere e che prosegue fino alle 18:30. Non mi aspettavo questo tipo di chiusura, ripeto, sono ignorante io, per l'amor di Dio, non riesco a capire per esempio l'area di fronte alla farmacia Chimenti, che è completamente trasennata, il motivo, visto che è un'area che attualmente questa giornata è sempre rimasta non utilizzata. Puntiamo in questi momenti qua, trovarci un centro chiuso è una cosa difficile per noi. Noi oggi avremmo avuto bisogno di affluenza, parcheggi liberi e il centro vivo. L'ordinanza di Palazzo Rosso ha colto di sorpresa tutti, nessun coordinamento, nessuna comunicazione nemmeno dalla consulta di Confcommercio, che sabato, proprio in occasione dell'avvio dei saldi, ha anticipato le notti bianche che proseguiranno ogni giovedì sera fino all'8 agosto. Mi chiedo se ci fosse stata la possibilità di far parcheggiare auto, far arrivare comunque la clientela in maniera più agevole. Secondo me sarebbe stato un segnale di aiuto verso il commercio, che in questo momento è inutile nasconderselo, soffre. In questo momento ci dovrebbe essere una vicinanza da parte dell'amministrazione con quello che sono i commercianti del centro, perché è un
un biglietto da visita nostro è un biglietto da visita loro. Le occasioni per mostrare una città viva c'erano. In Piazza Duomo sabato e domenica si sono disputati i campionati italiani di tiro a volo e petanque, di bocce. In Piazza dei Martiri la novità del Silent Party, che solo a tarda sera ha richiamato in centro centinaia di giovani. Le manifestazioni sono importanti, portano gente, sono il primo ad essere a caldeggiare questo tipo di attività, ma magari in maniera un po' più organizzata, mettiamola così. La sensazione di sconforto sabato ha fatto anticipare l'orario di chiusura dei negozi molto prima delle 23. Anziché agevolare l'afflusso della gente, si è impedito di farlo immotivatamente. Avvilente constatare come siamo una categoria che non viene pensata, notano i commercianti, la cui strada, dopo il Covid e la crisi generale, è tutta in salita. Resistere, la parola d'ordine. Già, ma fino a quando? Questa mattina invece a Palazzo Rosso si è tenuta la conferenza dei sindaci dell'ULSS 1. Dopo le dovute formalità sulla riconferma della presidenza è stata presentata la nomina della nuova direttrice dei servizi sociosanitari. 63 anni, nata a Vittorio Veneto, medico specializzato in medicina del lavoro, igiene e medicina preventiva, con una lunga esperienza alle spalle, sia dal punto di vista sanitario che gestionale. Paola Paludetti sarà la nuova direttrice dei servizi sociosanitari dell'ULSS 1 Dolomiti per il triennio 2024-2027, in sostituzione a Giampaolo Pecere. In attesa dell'ufficializzazione da parte del commissario Dalben, la nomina proposta ha ricevuto il parere positivo della conferenza dei sindaci, che si è tenuta questa mattina a Palazzo Rosso. Si è andati a verificare i rapporti con la Regione del Veneto, le competenze acquisite appunto da questo professionista in ambito sanitario, sociosanitario. Ho ritenuto che abbia tutte le carte in regola per ricoprire bene questo ruolo in questo territorio, visto anche la conoscenza che ne ha dello stesso. A Paludetti la gestione dei servizi sociali in integrazione con quelli sanitari presenti sul territorio, un'area in forte espansione per quanto riguarda l'azienda sanitaria bellunese. Da una parte si stanno sviluppando gli ATS, gli ambiti territoriali sociali, quindi una nuova visione della gestione del sociale, dall'altra c'è questo importantissimo tema dell'integrazione sociosanitaria che vede comuni da una parte, azienda sanitaria dall'altra, a trovare quelli che sono i progetti, le soluzioni, i percorsi migliori in ambito di aree veramente fondamentali. Parliamo di salute mentale, di dipendenze, di anziani, di disabilità e di aree di materno-infantile. Passaggio obbligato alla luce delle amministrative che hanno interessato 31 comuni del Bellunese, anche l'elezione del presidente della conferenza dei sindaci, che riconferma Oscar De Pellegrini in carica fino alla scadenza della metà del suo mandato da sindaco come da statuto, e la nomina di 3 membri del comitato esecutivo, riconfermata Sara Bona per l'area dell'Alpago e nominati Buzzo Amedeo per l'area Cadore Comelico e Daniela Piccoli nel Feltrino. Per De Pellegrin fondamentale mantenere una visione unitaria e coesa della gestione della sanità sul territorio della provincia di Belluno, che trascenda campanilismi e settorialità. La problematica è di tutti e quindi la conferenza ha la funzione di accogliere tutte le problematiche che arrivano dal territorio, cercare di fare sintesi e poi confrontarsi con l'azienda per cercare di dare risposte. È tutto per questa edizione, grazie come sempre per averci seguito, vi auguro una buona serata, arrivederci.